Amici bellini, sono successe un po' di cose, ci vediamo in ritardo, un po' tardi la sera, ma ci dobbiamo abituare, d'estate è sempre così, perché adesso cominceranno insomma gli allenamenti, le cose, domani ci deve essere la conferenza di Allegri, quindi partiremo da lì e poi Di Maro e faremo, ci sono uscite le amichevoli, è uscito un nuovo kit di allenamento, io ho incontrato Collina. Come? Che cosa? Sì, cominciamo. Allora, non lo so, probabilmente l'ho messo in copertina fatto con AI, però l'ho incontrato veramente, gli ho stretto la mano e non c'è una foto al riguardo perché non ho fatto a tempo a chiedere, mi è passato davanti, l'ho fermato, signor arbitro, però poi magari ve lo dico a fine video perché a voi non necessariamente vi interessa quello che mi succede a Central Park, a differenza di Tancredi, che io ci vado di giorno, non di notte. Allora, è sceso Allegri dall'aereo plano e quindi voi lasciate un like, ma non per Allegri, poi ognuno può lasciare like pure per Allegri, io lascerei il like per il rinnovo di Vergara, che secondo me era una cosa da fare assolutamente, non ricadiamo negli errori del passato, è chiaro, non fa piacere, sembra sempre che il suo procuratore sia il padrone di Napoli e questo non mi fa impazzire, però il ragazzo ha tutto quello che deve avere un giocatore per far sì che il Napoli ci punti e ci punti seriamente, quindi io di questo sono contento, possiamo lasciare il like per quello. Poi penso che vi metterò come intermezzo il momento in cui Allegri arriva in città a Capodichino. Spostandoci, però, vi volevo far vedere queste qua perché stamattina hanno pubblicizzato queste due, la versione smanicata e la versione normale, insomma, t-shirt di allenamento. E onestamente, ma già dice la verità, non ho detto, ma no, è bellissimo. Non lo so, mi sono bloccato un attimo. Queste fasce qua tipo zainetto finto non mi ha fatto impazzire. L'azzurro lo devo vedere in altre circostanze perché può essere che è un colore un po' diverso dagli altri. Poi onestamente sono uscite queste due e queste due io mangerei perché è bellissima secondo me quella là nera con i dettagli azzurri e quella là bianca che ha sia l'azzurro che il blu mi piace. E onestamente queste fasce che poi cadono sulle spalle ma continuano sui lati, secondo me la rendono interessante. La rendono interessante più forse di quella là azzurra. È paradossale, ma è così. Che in questa qua c'è qualcosa che non mi convince. Comunque c'è la particolarità della customizzazione che vale solo col 10, solo dietro, senza nome ovviamente perché SSC Napoli campeggia. E secondo me, tra l'altro, iscrivetevi al canale se volete una recensione dettagliatissima della maglia del centenario, perché grazie all'amico Bellino Supremo che come l'anno scorso mi ha voluto omaggiare, è in volo la maglia e quindi faremo un video molto approfondito perché la maglia del centenario e non posso non averla, e la maglia del centenario per me non va personalizzata con un nome di un giocatore perché è proprio il simbolo supremo della squadra, dell'identità, della città, della maglia, ma non deve essere legata anche a un calciatore tra i miei preferiti, non può essere. E qua il 10 rappresenta proprio quello, perché il 10 rappresenta il numero ritirato che rappresenta Diego. Il font, ecco, sul font scelto per i numeri, questo è un po' retro, ovviamente la scelta è retro, e specialmente sulla canotta sembra un pochino richiamare un po' il basket, specialmente quando è davanti, però come la vedete qua così è un po' particolare, però qua sono gusti, Sono uscite anche giacche a vento, le solite cose, soldi che se ne vanno, che se ne volano, e lo sapevamo che sarebbe stato così anche quest'anno. Allora, Guagliuni, vi posto uno screenshot di un amico Bellino che a ogni storia è partito da giugno, ogni storia che sto postando, che amarezza, e non ho nemmeno la forza di rispondere, nel senso che, amico mio, capisco, non sei l'unico che sta provando amarezza in questo momento. Mister, come 28 anni dopo? Per favore, lasciate in pace, per favore. Grazie. Ecco qua, no? Fermo. Per favore. Mister, un Forza Napoli, mister! No, aspetta.
Io spero che il campo ci ridia entusiasmo, perché poi è sempre così, noi possiamo partire con un'idea, forte o debole che sia, poi è la palla che rotola che ci darà emozioni o meno. È chiaro che i presupposti non posso nascondere quelli che sono anche i miei sentimenti, lo vedo camminare e non mi... Ecco, se io parto già da una questione un pochino di pregiudizio nei confronti anche dell'uomo Allegri, che mi è sempre risultato antipatico, poi parleremo dell'allenatore nel dettaglio, ma l'uomo Allegri con i suoi atteggiamenti non mi è mai risultato simpatico, mi dispiace, dai tempi di Lavezzi e di quella pallonata, da qualche schermaglia che c'è stata a distanza nelle conferenze stampa, da quando poi noi eravamo il circo con Sarri e lui invece era quello pragmatico che andava a vincere. Poi vai a vedere il documentario e quando deve chiedere alla Juventus di palleggiare dice facciamo il Napoli, se lo guardava il Napoli. Non posso dimenticare nemmeno, insomma, quella diatriba dove c'era coinvolto Conte, Oriali che stava insultando, insomma tante cose purtroppo mi rendono distante da Allegri in questa pre-season. Poi dopo ci possiamo mettere tutto da parte, la squadra gioca benissimo, vince le partite, ci divertiamo e il cuore è aperto a qualsiasi tipo di sentimento. Però nel momento in cui tu scendi a Capodichino e ti dicono ciao mister, come vai, eccetera eccetera, una parola, non è che è stato aggredito, perché io molto spesso sono stato critico con i tifosi del Napoli, lasciategli spazio ai calciatori, agli allenatori, non gli stare troppo addosso, perché c'è gente che non sopporta, gente che gli fa piacere, ma non è stato aggredito a Capodichino a dire un bagno di folla che voleva autografi, fotografie, no, gli hanno chiesto una fotografia e lui non ha risposto, è andato dritto. Non so chi della sicurezza, questa voce femminile dice lasciatelo in pace, nessuno lo stava aggredendo, quindi questa sensazione già di distacco e di freddezza la deve recuperare, per quanto mi riguarda, devo essere onesto. Lo so che tra di voi qualcuno nei commenti senti la devi finire, basta, Allegri è un grande, va benissimo, e io non dico le cose perché voi siate d'accordo con me, io dico le cose così come me le sento, così ho sempre fatto, e non mi è uscito niente quando ho incontrato Collina a questo evento organizzato da YouTube che prevedeva iShowSpeed, il famosissimo streamer, ma erano tanti gli streamer, including Celine Depp, insomma una serie di youtuber e di streamer fortissimi, famosissimi, che hanno fatto sta partitella di pallone al Central Park, e grazie a voi che seguite il canale io ho avuto un invito e mi sono portato Babbi, ci siamo fatti questo pomeriggio fuori porta a bordo campo. Onestamente i ragazzi sono giovani e corrono, tecnicamente non era una partita che rimarrà memorabile, però quando poi è uscito Collina ho detto caspita, questa è un'immagine forte, ecco, Collina che ti cammina davanti è un'immagine che mi ha bloccato un attimo, e sono andato vicino, ho detto signor arbitro posso, e gli ho stretto la mano, mi ha sorriso, non sono riuscito ad andare oltre, però un po' perché doveva partecipare all'evento e non volevo disturbare, e un pochino perché io ho appena finito un video dove me la prendo con tutti gli arbitrati, però in realtà io me la prendo con la FIFA, non me la prendo con gli arbitrati, è un po' tutto il sistema che ci ha reso un po' diffidenti, nauseati, e il video su Calcio Fluido è esploso completamente cioè siamo arrivati oltre le 24.000 visite, e quindi non me la sono sentita di andare avanti. Poi tra gli altri VIP che erano presenti a questa manifestazione c'erano gli allenatori delle due squadre, e uno era Materazzi e l'altro era Cafù. Ecco, se mi fossi trovato davanti Cafù, e lì probabilmente le gambe avrebbero tremato in maniera importante, perché là parliamo di leggende del calcio che vanno al di là della maglia, Cafù, e quindi non scherziamo. Però tutto questo insomma l'ho posto sui mini social, su TikTok Calcio Fluido, su Instagram Azzurro Fluido, l'ho postato su X perché non credo che ci fosse bisogno di un video. Volevo fare il vlog io che vado eccetera eccetera, ma tengo un'età, mi rendo conto di non poter essere
essere a livello di questi qua, perché questi scendono la mattina, si filmano ad ogni passo, poi quando arrivano le telecamere alluccano, Speed, eccetera. Io stavo là, insomma, ci sono delle immagini anche divertenti che sono uscite, perché io sto proprio tra il pubblico e mentre Speed fa la capriola io però è una questione solo di distanza di età, mi sono divertito e va bene così. Quindi in conclusione, bene la storia di Vergara, ovviamente Giuffri doveva parlare sia di lui sia di Di Lorenzo per un eventuale altro rinnovo, va benissimo. E parlando di Di Lorenzo mi viene in mente sempre la fascia destra, perché io sto immaginando un Di Lorenzo che gioca a tutta fascia, magari alternandosi con Politano. Sembra quasi che sai, poco. Allora, se è così, il Napoli non lo compra nemmeno il terzino. Cioè, capiamoci un attimo, è sempre una questione, perché il mercato mi sta a cuore, visto che sembra tutto bloccato e si parla continuamente delle uscite che il Napoli deve fare. È notizia di oggi, insomma, Marotta ha dovuto spiegare, saltato Calaili all'Inter, il che significa che l'Inter perde Palestra, perde Calaili, dovrà fare un terzino destro, un esterno destro importante che deve andare a prendere la titolarità di Dumfries. Possono arrangiarsi con Diouf, possono arrangiarsi con Luis Enrique, ma credo che vorranno intervenire su quella zona. Se il Napoli sta cercando un giocatore di quel tipo, i nomi saranno quelli, saranno sempre quelli, perché in Italia ci sono squadre che possono avere più appeal di altre. Se poi si muovono le squadre europee, noi non contiamo nulla. Non noi Napoli, noi italiani contiamo pochissimo. Quindi dobbiamo capire, si parlava di Dodò, benissimo, Dodò diventerà un uomo mercato per tutte quelle che hanno bisogno di un esterno destro, quindi se il Napoli lo deve fare non può permettersi poi di aspettare le uscite, qualche colpo lo devi piazzare, e lo devi piazzare anche in fretta, secondo me. Poi dopo piazzi le uscite, perché altrimenti rischi che poi tutte le caselle si occupano, altre squadre che hanno più emergenza e più priorità si muovono in fretta e rimani a dover prendere la scelta B, C, D. E già l'Inter è alla scelta C, perché non Palestra e non Calaili. Quindi sotto questo punto di vista, secondo me sarebbe bene cominciarsi a muovere. Però vi ripeto, io sto parlando sulla base di un'idea di 3-5-2 e su una base di 6 difensori che già abbiamo. Se invece Allegri arriva e dice questo non mi piace, questo lo dobbiamo piazzare, me ne serve un altro in questa zona, oppure voglio fare ho in mente un altro modulo, mi servono queste accoppiate e questi giocatori, la cosa cambia. E allora a quel punto non è più Di Lorenzo Politano sulla fascia destra con Mazzocchi da piazzare, o uno Spinazzola da adattare, perché dall'altra parte hai Gutierrez e Olivera. Potrebbe essere diversa la situazione, Di Lorenzo può passare braccetto, Olivera può passare braccetto, e si aprono nuovi scenari di mercato che il Napoli dovrà affrontare. Io il discorso che ha fatto De Laurentiis, che non dobbiamo comprare nessuno e dobbiamo solo vendere, io a quel discorso non ci credo. È una frase per non dare pressione a Manna, è una frase che serve per non mettere troppa aspettativa nella piazza e calma un po' le acque. Adesso toccherà al Napoli riportare un pochino di entusiasmo col pallone che scorre, i primi allenamenti a Di Maro e le varie amichevoli che sono uscite. Si parte il 22 se non sbaglio, esatto, l'amichevole con l'Arezzo, poi dopo il 26 con la Carrarese, poi sale un po' di livello il 5 agosto con l'Osasuna, che è arrivato mi pare quart'ultimo in Liga, sale ancora il livello con il Celta Vigo, e poi l'Aris Salonicco, dove secondo me il livello se ne scende un attimo, ed è pure giusto per non sovraccaricare poi l'inizio della stagione. Sembrava che non potesse arrivare mai, c'è ancora il mondiale in corso, ma la stagione del Napoli sta per cominciare, quindi questa sensazione di nulla di nulla cosmico verrà presto riempita e ci sarà da parlarne, quindi non ci preoccupiamo. Oddio, se qualcuno si è arreso e non vuole partecipare, io lo capisco anche, io non mi arrendo e vorrò parlarne, perché è una passione che va al di là degli interpreti, è la passione per la squadra e la passione anche per lo sport, che si è ravvivata anche guardando le partite del mondiale, che onestamente mi hanno divertito, cono senza polemiche, bello onestamente, che io avevo un pochino di difficoltà a guardare le partite degli
degli altri e mi sono chiesto spesso: ma a me piace il calcio o mi piace solo il Napoli? No, il calcio mi piace, ci sono state delle cose che sono state interessanti da vedere, colpi di grandi campioni, anche squadre con idee calcistiche da analizzare, quindi bene, quest'estate mi ha riportato voglia di vedere calcio e sotto questo punto di vista si continua più forti di prima. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Vi piace la maglia training? Ve la comprerete? Quanti soldi spenderete per il centenario?